Laura, ci hai provato un po' in tutti i modi oggi a fare gol, poi quel palo lì nel primo tempo non te l'ha permesso. Comunque è una gioia immensa per tutta la squadra a portare a casa i 3 punti sicuramente. Sì, purtroppo non è arrivata la gioia personale del gol, ci ho provato 2 volte almeno con 2 tiri da fuori. Purtroppo non è entrata, però insomma l'importante oggi era fare i punti come in tutte le prossime partite che dovremo affrontare. Oggi non era una partita facile perché comunque il Pescara è una squadra molto grintosa e l'abbiamo provato all'andata, dove nel primo tempo eravamo in vantaggio 2-0 e abbiamo subito una rimonta e abbiamo pareggiato 2-2 alla fine. Quindi siamo state brave oggi a mettere subito la partita sul binario giusto, a imporre il nostro gioco, anche abbiamo giocato bene secondo me. E insomma il risultato è stato solo la conseguenza della prestazione. Proprio cambiata la mentalità nelle ultime settimane, questo è l'atteggiamento che dovete dimostrare anche oggi e sicuramente anche nelle prossime partite. Sì, diciamo che ci siamo allenate bene anche questa settimana e non tanto la domenica scorsa, dove il primo tempo siamo state un po' titubanti e abbiamo sbagliato molti passaggi, molte azioni eccetera. Però già dal secondo tempo di domenica e tutta la partita di oggi secondo me siamo riuscite a fare quello che volevamo, a imporre il nostro gioco e a fare quello che abbiamo provato in settimana in allenamento. E questo proprio era la cosa più importante? Sì, esatto, alla fine il risultato era la cosa importante, però se deriva da una prestazione complessiva buona la soddisfazione è maggiore. Allora Adriana, ritornare al gol è sempre una bella gioia. Sì, lo aspettavo da tanto e finalmente è arrivato e speriamo di continuare così adesso. È scattato qualcosa in voi, magari nelle ultime partite, con un atteggiamento diverso rispetto alle prime delle partite del girone di ritorno? Sì, sappiamo che abbiamo già sbagliato abbastanza, adesso se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo l'unico risultato è la vittoria, quindi abbiamo messo in campo il 100% per il nostro obiettivo. Guardando i risultati di oggi, il Mozzecane ha vinto 2-1 a Vicenza e il San Bonifacio proprio ha vinto 1-0 con il Castelvecchio. Questi sono proprio i 2 obiettivi che dicevi. Sì, bene guardare anche i risultati degli altri, l'importante è ottenere i 3 punti per noi intanto, poi è ovvio che speriamo in qualche passo falso delle avversarie che ci stanno lì davanti e vediamo come va d'ora in poi insomma. E difatti proprio domenica ci sarà un scontro molto decisivo per la classifica del Vittorio Veneto. Domenica siamo contro le prime in classifica e dobbiamo far punti anche lì, c'è poco da fare, loro sono una buonissima squadra, ci metterà sicuramente in difficoltà, però anche all'andata abbiamo visto che possiamo giocarcela benissimo e daremo il meglio per portarla a casa. Allora Francesca, una doppietta oggi per te in questa giornata qui a Pescara per un centrocampista che sicuramente non è da tutti i giorni. Sì, sono contenta soprattutto perché comunque abbiamo messo in pratica gli schemi che alla fine proviamo in allenamento e poi devo dire che comunque la fortuna soprattutto nel secondo gol ha fatto la sua parte. Comunque sì, sono contenta e il mister ci ha chiesto di inserirci il più possibile a noi centrocampisti e l'abbiamo fatto bene, sì. Contenta soprattutto te perché dai continuità al rendimento dimostrato nelle ultime partite. Sì, quando vengo chiamata in causa cerco di dare il massimo, poi è chiaro che ci sono partite in cui la cosa riesce di più, altre meno, però sono contenta per oggi sì, perché comunque in generale la squadra si è comportata bene. Poteva essere una partita facile sulla carta, ma mentalmente c'era comunque paura di affrontarla nel modo sbagliato, invece siamo state brave a mettere subito le cose in chiaro, ecco. Sì. Domenica prossima c'è il San Bonifacio, come pensi dovrà affrontarlo questo Vittorio Veneto, come oggi magari? Beh sì, con la stessa convinzione che abbiamo messo oggi, il secondo tempo di domenica scorsa. Ci vuole grinta, testa e ovvio, dobbiamo dare sempre qualcosa in più per portare a casa la partita. Allora mister, un 5-0 al primo tempo, chiudere le partite così è sempre bello, sicuramente hai dato la carica giusta alla squadra e si è visto sicuramente questo. Ora, oggi poteva essere difficile perché una trasferta lunga di 2 giorni potrebbe destabilizzare un po' le ragazze e sono entrate in campo col piglio giusto, come domenica nel secondo tempo hanno messo il 100% e hanno fatto quello che sapevano fare, oggi hanno incominciato dal primo minuto, quindi chiudere il primo tempo 5-0 e era già la partita in tasca. Hai provato ovviamente anche a mettere dentro le giovani che giustamente trovano spazio in queste partite.
Ci mancherebbe, si allenano con costanza e con dedizione tutta la settimana e vedono le loro compagne, quelle con più esperienza, correre, far sacrificio durante i 90 minuti e settimanalmente, quindi capiscono che per giocare bisogna far fatica e quando c'è la possibilità di farli giocare e fargli esperienza hanno le qualità, le caratteristiche per fare minuti. Ora si è visto proprio nelle ultime partite uno scatto di mentalità rispetto a qualche partita fa, dovuta sicuramente anche da parte tua. Non so se da parte mia o no, comunque i risultati aiutano molto e stiamo aumentando l'intensità anche delle partite, quindi è tutto merito delle ragazze che si allenano bene. Adesso abbiamo altre 7 finali, quindi dobbiamo stringere i denti a testa bassa a giocarcela fino alla fine. Allora, mister Di Giovanni, Pescara sicuramente un po' remissivo rispetto all'andata. Cosa è successo? Rispetto all'andata sono successe tantissime cose. Ci sono tante ragazze che sono fuori squadra al momento per infortunio, qualcun altro l'abbiamo perso per strada per altri motivi. Rispetto alla partita che noi abbiamo disputato all'andata, basti dire che ne mancano circa una decina. Ed è chiaro che poi nei confronti di una squadra come la vostra, organizzata, che gioca, tecnicamente molto valida, fisicamente anche impostata bene, è chiaro che dovendo, come dire, contare su determinate risorse, senza voler nulla togliere alle mie ragazze che avete anche visto si sono impegnate, per cui non è questo il problema, però è chiaro che si paga lo scotto e quindi onore al Permac che ha avuto modo di vincere questa partita anche andando un po' sul velluto. Non me lo aspettavo, però insomma vuol dire che dobbiamo prenderne atto e cercare per quanto più possibile con queste forze a disposizione di continuare ad onorare il campionato, che mi pare sia questo uno degli ultimi obiettivi, visto e considerato che retrocedono dalla quarta in poi. Anche questo è un altro aspetto che forse toglie un po' di interesse a queste competizioni. Speriamo bene per il proseguio. Si è mutato il Pescara, è mutato un attimo anche il Vittorio Veneto cambiando l'allenatore a dicembre. Questo secondo lei è inciso nella partita? Guardi, francamente non posso, come dire, giudicarlo. Oggi ho visto una squadra che è stata ben disposta in campo, per cui significa che l'allenatore Toffolo, se non sbaglio, è competente, è all'altezza del compito, però non voglio togliere nulla neanche a quello precedente, perché anche all'andata, insomma, nonostante che noi avevamo ben altra struttura, la squadra non ha giocato male, insomma, quindi forse siamo stati un po' più noi a meritare il pareggio che non voi a meritare quel risultato. Ecco, tutto qui, quindi diciamo che la squadra la vedo molto più motivata, forse quella era un periodo molto particolare, per cui ci sono di questi momenti nel calcio, per cui bisogna prenderne atto. Comunque complimenti al Permac, avete fatto un'ottima partita e prendo atto del risultato che abbiamo, come dire, demeritato, ecco, insomma, nel senso che voi avete meritato e noi no. Tutto qui.